Dopo il mistero del monolite apparso in varie zone del mondo, anche a Bassano fa la sua comparsa il pezzo misterioso di pietra. Va bene, non sarà un monolite e sarà anche formato dai sassi del Brenta, ma misterioso lo è di sicuro. Ecco in questa immagine la pavimentazione del Ponte Vecchio. Quella pavimentazione di cui si parla da tanto tempo e che pochissimi a Bassano hanno avuto l'onore e il privilegio di poter vedere. Qualche tecnico, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Zonta e la soprintendenza hanno avuto la fortuna di posare gli occhi su questa meraviglia composta di sassi del Brenta mescolati assieme in una sorta di terrazzo veneziano non lucidato. Nell'ultima riunione del Consiglio Comunale se n'era discusso e il consigliere di minoranza Roberto Campagnolo si era rammaricato del fatto che il Comune non avesse fatto vedere a nessuno neppure un rendering o un prospetto della nuova pavimentazione, men che meno ai cittadini. Bene, ai cittadini la facciamo vedere noi di Rete Veneta, poi ognuno deciderà se gli piace o meno. Noi un'idea ce la siamo fatta, ma la teniamo nella saccoccia delle opinioni e magari ne parleremo più avanti. Bello o brutto, rispondente o meno alla storicità del monumento oppure al rapporto fra ponte e città, resta sempre un punto cardine di tutta questa faccenda. Il ponte non è dell'amministrazione, non è del sindaco Elena Pavan o di una parte politica. Sempre è stato e sempre sarà il ponte dei bassanesi, che andavano coinvolti nella scelta della pavimentazione e che invece si troveranno ora a commentare una decisione presa e applicata, nella speranza che anche il monolite di Bassano, come quello della fantascienza, non scompaia misteriosamente.